Vicenda FAS, tra analisi, filtri agli acquedotti, nuovi inquinanti ed ora lavoratori a rischio posto di lavoro, la Regione Veneto ancora una volta mette i puntini sulle i e lo fa attraverso il Consiglio regionale che all'unanimità licenzia un duro documento nel quale esprime la solidarietà ai lavoratori dell'azienda di Trissino alla Miteni e poi la novità che impegna la Giunta Zaia a individuare preventivamente le azioni legali più opportune per l'ottenimento di risarcimenti in caso di fallimento dell'azienda, giusto per far capire che il tempo dei rimpalli e delle polemiche è finito. Il prossimo passo, studiare poi un piano regionale per sostituire gli iperfluori dalla produzione delle aziende. Una battaglia, quella contro i FAS, che la Regione ha combattuto fin da subito. Dal giorno in cui l'Istituto Superiore della Sanità ci ha scritto che esistevano i FAS, noi abbiamo iniziato a scrivere, a relazionare e a mandare carte in procura. Non vorrei ricordare male, ma la lettera dell'Istituto Superiore della Sanità deve essere della primavera e noi già a luglio mandavamo la prima segnalazione in procura, per cui la procura ha una montagna di segnalazioni, di carte, di relazioni da parte nostra.